Allora, desidero presentare la mia partner, la bellissima Desiree. Desiree, Eccomi, grazie, grazie. di essere qui. Io veramente, da quando sei con me, ho capito come non bisogna essere. Grazie a te. Dai, fammi qualche complimento, che non me ne fai mai. Dai, che vuol dire? Vuoi che ti dica una cosa dolce? Dimmi una cosa dolce. Zucchero. Più dolce, miele. Ma è rivolta a me? È rivolta a me? No, così parlavo. Ingredienti, bene, così. Dai, no, veramente. Un'altra cosa che voglio dire al nostro foltissimo pubblico, proprio è una cosa incredibile, che ho ricevuto una telefonata dalla Bangladesh, esattamente, Bangladesh. sì, dalla cucina Bangladesh, che mi hanno detto. Non credo che si chiami così, però. Bangladesh, cucina Bangladesh, no, vabbè. Che mi hanno detto se potevo andare a fare la trasmissione insieme a te in Bangladesh. A me? Sì, insieme a te, sì. Ma io ho detto Dai, che avevo. bellissimo, andiamo, no? No, ma io ho detto che avevo problemi qui a Lanka, allora mi ha detto vieni allo Sri Lanka, capito? Cioè, ma non faceva ridere comunque. Dai, non lo so, sorriso io. Bene, è la cosa che mi devo fare come no, dopo. cuciniamo, dai, basta, dai, la le camera di telecamere. Desiree. Ma non si salutano le telecamere. Saluto la mia camera, saluto la camera dell'artrosi cervicale. Appoggiati, dai. Amica! Io te lo dico da un po', non bisogna dire, cioè bisogna dare la sensazione da casa così, di più e salutiamo anche le 800 persone che ci sono qui in studio con noi. E ultimo ma non ultimo, lo zio Gianni. No, ma che è successo lo zio Gianni? Che ha? Si è nascosto oggi lo zio Gianni. Ma dove vai zio Gianni? È offeso con qualcuno. Che hai fatto tu allo zio Gianni? Dimmelo. Cosa gli hai fatto? No, l'ho preso, l'ho tirato fuori, sai che mi ha detto? Che ti ha detto? Ma non viene casa il coitto, perché non ci arrivavo a prenderlo. Ma si vede che sono bassi? No, secondo me no. No, dai. Allora, oggi facciamo una cucina praticamente particolare. Dai. E allora, la cucina è fatta dai primi, dai secondi, ma io ho voluto fare un secondo dove c'entra il primo, capito? Per cui un primo in un secondo, capito? Facciamo un secondo e ci mettiamo il primo. Un secondo, aspetta, Totino, non ho capito. No, un secondo, un primo. No, un secondo nel senso, spiegaci, no, non parlare troppo secondo, veloce. faccio un primo in un secondo. No, ho detto un attimo, prenditi un attimo, spiegamelo bene, un secondo. Un secondo voleva. Certo. Allora, un secondo, facciamo finta che facciamo un secondo e poi sul secondo ci catafolliamo il primo. Basta, cuciniamo, va bene, allora, fai quello che vuoi, non mi interessa. Facciamo delle scaloppe di pollo con funghi cremini. Cremini, E sempre poi quelli. ci catafoliamo di sopra il riso, Ma che un bel modo risotto è? alla Ci milanese. catafoliamo? Non Che- ti piace? Ma che vuol dire Francesco, ci catafoliamo? E poi così catafoliamo. lo accompagniamo, se mai puoi dire, no? Su, puoi dare, lo accompagniamo. Allora iniziamo dal pollo, facciamo un poco di lezio di come si... Per esempio, Scaloppe di pollo. Allora, hai visto che ho preso il petto intero? Sì, perché lo notato? vuoi tagliare tu. Esatto, lo tagliamo così, non perché lo voglio tagliare, perché magari la nostra amica carissima che ci segue dirà al macellaio come lo vuole tagliato, giusto? Cosa deve dire al macellaio? Dimmelo. Mi taglia dei petti di pollo che devo fare delle scaloppe? Mi taglia dei petti di pollo che devo fare delle scaloppe. Scaloppe. E se il macellaio non lo sa? Dai, allora va a fare un altro mestiere, dai. Guarda, facciamo una così, così, belle piccoline, così. Poi così. Vedi? Sì. Vedi? Poi così. Dici che ci bastano queste? Vabbè, poi No, dai, fallo tutto. Ah, perché? tutto il Certo, mezzo questa sai petto, quanto non diventa? tutto. Così diventa Ma cucinata. tutto il mezzo petto, non tutto. Tutto il mezzo petto, non Vabbè, tutto. poi mentre c'è la pubblicità lo puoi fare quello. Ah, ecco, sì, perfetto. Ok. Abbiamo Allora. fatto queste fettine qui così. Bene. Dopodiché questo lo mettiamo da parte. Certo. E ci andiamo a sfettolecchiottare I funghetti. i funghi. Li vuoi fare anche te? Dai, va bene, li faccio anch'io. Vai. Fai anche con lo spelucchino, lo puoi fare. Bella Max. Così a fettine sempre, Sì, no? sì. Ma quanto è buono l'odore del fungo che esprime questo odore di terra bagnata, che è qualcosa di meraviglioso, sai? Mamma mia, non lo senti? Un po' di muffa. Muffa. È la terra bagnata. Un pochino.
E allora, guarda che andiamo a fare. Mentre tu finisci di tagliare, che è bello, basta così. Un altro, Vuoi tagliare? dai, un altro. Taglia, va bene. Mi devi fare spazio che devo prendere una padella. Vai. Mi fai lo spazio che prendo la padella? Mi ha fatto lo spazio che ho preso la padella. Qua. Nel frattempo, sai che cosa facciamo? Che facciamo? Siccome abbiamo detto che lo vogliamo accompagnare con un risotto, Sì. appena finisco questo prepareremo il risotto. Allora, mi dai la perciò farina? fai un primo e un secondo. Esatto. Ho detto un primo in un secondo perché il piatto basta. Basta? Il piatto principe è questo di qua. Sì, va bene? ok. E allora cosa facciamo? E allora? Prendiamo le scaloppine così e le andiamo a infarinare. In this way. 1 2 3 49. Che farina questa 00, quella normale, 00, no? sì, normale. Perché tu devi sapere che per friggere è più buona quella di rimagino. Bene. Mi dai un cucchiaio, mon amour? Certo, a te. Accendiamo questo e andiamo a mettere del burro chiarificato. Vai. Un giorno faremo vedere come facciamo il burro chiarificato. Va bene? Sì. Voilà. Perché si chiarifica il burro? Perché il punto di fumo aumenta, Mamma mia, ragazzi. giusto? Ragazzi, io sono quasi commosso, forse voi non ci credete, ma sono commosso, mi lavo le mani perché veramente, signori miei, questa è diventata una cosa mostruosa, cioè è diventata brava. E quindi cosa succede se il punto di fumo aumenta? Puoi permetterti anche di fare delle fritture, per Certo. esempio la cotoletta alla milanese la friggi con il burro, ma se il burro non è chiarificato, Se metti che aumenta troppo, mi dai la potrebbero mi dai succedere delle cose mi non dai chiare. la- Ecco mi dai- perché si chiama chiarificato. Che vuoi? Mi dai la pizza, mi dai la pizza. A te. Ecco qua. Grazie, mon amour. Abbiamo fatto sciogliere il burro e ora ti faccio vedere cosa facciamo. Qua, guarda. E andiamo a mettere così a questo fuoco basso, come vedi. Certo. Mi prendi un piatto Ma gentilmente, certo. Madonna. Che piatto vuoi? Questo Un rotondo, piatto scelgo piano, mi io. serve un piatto per Scelgo posare. io, questo qua. Beh, sì, va benissimo, mi serve solo per posare Ecco. queste scaloppe, così. Ok, guarda. Pizzico di sale, modale. Lo stavo per dire, lo metto io. Vai. Ormai è diventata una saliera, è diventata una saliera. Poi, Così, vedi che non li sto facendo andare molto. te ne ho accorgi? visto. È leggero il fuoco. Leggero, e ti spiego perché, guarda. Fuoco molto leggero, andiamo alla via così e mettiamo questo pollo che abbiamo appena intinto, quasi crudo, nel piatto. Ah, lo lasci proprio così? Così, no, aspetta, ma non è che è finito, dai. No, lo immagino, però dico che serviva allora questo passaggio? Che serviva? Lo sai che Perché? serviva? Per sporcare una pentola, una Brava, padella. per depositare, l'hai detto scherzando ma hai detto la verità, per depositare la farina nella padella che poi ci farà da legante, capito? Ora guarda che cosa facciamo. Il fondo, quindi il fondo di... Ora aumentiamo il fuoco, come vedi, mi dai un po' di quel vino? Certo. Lievemente così, guarda. Alza la fiamma, alza la fiamma. Già alzata, questo è un vino dolce, eh? Guarda, senti il profumo, ti prego. Su questo vino andiamo a mettere i nostri fongetti. Questi sono Cremini. i funghi, i cremini. Quanti tipi di funghi esistono? Diversi tipi, tantissimi. Ce Dimmene ne sono qualcuno, un'infinità. dimmene qualcuno. Porcini, Brava, cremini, brava. champignon, Champignon, pleurotus. pleurotus, Poi ferle sono famosissimi. Cardamomo. Sì, cardamomo. Cardoncelli. E guarda che cosa ti faccio I ora, chiodini. Presidente. Brava. I finferli. I finferli, i Ma è fanferli, brava questa donna. i first lady. Sì. E guarda cosa Paglia, faccio. i funghi paglia li conosci Sì. tu? Dai, Guarda non li cosa conoscevi i faccio. funghi paglia. I Guarda funghi cosa paglia è faccio alta ora. gamma,
guarda. O no? Cioè, i funghi paglia, non li Guarda, sapevi tu i Desi, funghi paglia? guarda, Desi. E ora? Ah, Ma non finisce qua. Ora andiamo, senti che profumo questo sì, vino, sento. queste cosette così. Ok, mi dai un mestolino? Siccome abbiamo fatto un po' di brodo di carne che ci serve per il risotto, andiamo a fare così, andiamo a glassare questo e lo lasciamo cucinare. Me lo copri? Così si cuoce meglio? Come lo copro? Che ci sono i copripentola, no, è spiritoso. Mi fa male la tua frequentazione, mi fa molto male L'ho capito. la tua A questo frequentazione. punto mi sposto da qui a qui e inizio la preparazione del risotto. Sì, dai. E allora, io profumo sempre il risotto con veramente un profumo di cipolla, proprio un profumo così. Lo facciamo piccolo piccolo. Piccolo piccolo e voilà, guarda. Dopodiché prendiamo una pentola per fare il risotto, la mettiamo qua, accesa. Mettiamo la cipolas, così. Mi dai dell'olio su? Certo. Grazie. E mi dai anche, tra poco mi darai anche il riso. Eccolo. Tra Lo poco prepariamo mi darai qua, lo anche il prepariamo. Allora, riso. Ecco qua. quindi un secondo accompagnato con un Poi ti primo. faccio vedere che cosa combino. ti Vediamo faccio che vedere cosa combina, Allora, dai. diamo questa arriminata a questa cipollina, vedi che è proprio poca, Poca. che mi piace aromatizzarlo un po'. E andiamo a creare quasi una chiusura dell'ingrediente che potrebbe... Brillantiamo il riso. Ragazzi, ha detto brillantiamo il riso. No, veramente, Brillantiamo. sono commosso, ragazzi. Sono veramente commosso. Sei brillantato? Si sta brillantando. Il fondo di cottura? E a questo punto c'è una bustina con lo zafferano. Ah, Me la eccola dai? qua, sì. Lo metti dentro? Mon amour? Così? Sì, Semplicemente sì, con mettilo. riso brillantato? Sì, metti. Ma sei sicuro? Ma metti te. Te metti tutto però, sai. Ecco. Lo sai che lo zafferano è una delle cose più costose che esiste. Ma veramente? Sì. Guarda, ce n'è un altro poco qua. Mettilo. Fammelo mettere. Adesso sai che ti dico, mentre il riso si risa, noi sai che facciamo? Che facciamo? Consigli per i Consigli per i consigli. Quindi il riso e un po' di brodo messo Brodo, ora così. delle Adesso cucine lo col brodo cuciniamo, abbiamo dai. fatto Intanto quasi un risotto alla milanese, quasi. consigli per i consigli. Vai. Guarda che bel risotto che abbiamo fatto. Vedi? Perfetto. A questo punto Hai aggiunto si semplicemente spegne, il brodo e lo zafferano, si giusto? sì, assolutamente, si spegne, E lo mantechiamo si col aggiunge burro. una nocella di burro, così, un poco di parmigiano di zucchero, Ecco. un goccino di brodo per far sì che tutto diventi, e questo è fatto. Eccoci qua. Eccoci. E lo lasciamo riposare così. Bene. Nel frattempo prendiamo, lo cambiamo di fuoco, guarda, questo ce lo mettiamo qui, E torniamo torniamo sulle scaloppe. Sulle scaloppe. Questo lo posi? A questo punto lo abbasso ancora e gli metto un tocco così di fontina che mi dà quel sapore che mi piace. Capito? Così spezzettata, no? Così e poi se la prende tutta. Un pochino di fontina così. Scusa, qua. Questa. Poi questa? Ecco. Sì.
Ok, andiamo a impiattare. Dai, pronto già? Ma come mai bravissimo. non hai assaggiato il formaggio? È il mio formaggio preferito questo, lo sai. Quindi, allora, Ecco fatto. Impiattiamo tutto impiattiamo insieme? tutto. E come non lo so come lo vuoi proporre tu, Così. vediamo. Per ora facciamo così. Dai, fammi vedere. E poi facciamo gli impiattamenti pure della seconda ricetta. Vi piace così? Così le pietanze sono anche più belle, senza attesa. Allora, Istantanee. la seconda ricetta che dobbiamo fare è questa di qua, guarda. Ti dico subito. C'ho del baccalà bollito Ok, che vado un attimino a sbranciunchittare. lo vai a reinventare. Mi dai una forchetta? Allora, quindi questo è baccalà. Mi fai questo lavoro che Che ti devo ho detto, fare? smanchiunchittare. Lo devo rompere? Lo devi rompere, sì. Brava. Lo rompi, poi guarda che faccio io. Prendo i pomodori semisecchi, Ok, semi-dry, che sono qualcosa di spettacolare. Apro e guarda che cosa che faccio. fai? Ti faccio una specie di hamburger di baccalà, più o meno, che ora lo finiamo qua, Sì. su un letto di questi pomodorini. Mi dai una pinza, me la dai la pinza, la pinza, A la pinza. te. La pinza, grazie. E dei pomodorini non aggiungo e non tolgo niente, guarda. Guarda. E voilà. Tutto dentro. Ma fanno un profumo che non ne hai l'idea, guarda. Desiree, guarda cosa facciamo adesso. Bene, fammi vedere. Prendi Allora, questa spina. Attacchiamo e andiamo a frullare con il sommo piacere del nostro regista che sente il rumore. Mi dai quell'olio che ci aiutiamo? lo verso così, Sì, questo? vai versando, sì, sì. Ok. Aspetta. Ancora. Ancora, Togliamo questo. Poi guarda, Desi, che non è finita qua, mi dai il baccalà. Eccolo. Qui questo baccalà che abbiamo proprio smacinato di proposito, Sì. guarda cosa facciamo. Prendiamo una padellina, questa di qua, aggiungiamo un filino d'olio, Certo, tieni. un filino d'olio così. Voilà. Non aggiungo aromi perché già Sono questi belli pomodori aromatizzati. semisecchi sono già aromatizzati, però sfrutto un attimino ancora dell'olio dei pomodori. Ok. Hai visto? Vado a portare al massimo, metto questo così. Mamma che profumo, Eh senti? sì. E ora ti faccio vedere. Spostiamo questo, prendiamo un bel piatto di questo. Oggi usiamo questi piatti, Desi, per impiattare. Guarda. Va bene. Un bel... Come si chiama questo, Desi? Tu che Coppa sei pasta. professionista? Coppa pasta? Sì. Quindi Ok. l'hai prima bollito, adesso lo salti un attimo in padella, Esatto, un cucchiaio me lo giusto? dai? Ma fa un profumo, ma guardate che bel colore che c'ha, sì. guarda. Guarda così. E perché no? E perché no? Ancora? Ti piace, Desi? Eh sì. E non ha bisogno di niente, guarda, così come. Quindi questi semplicemente frullati, giusto? Ecco qua. Mi dai un cucchiaio, per favore?
Adesso metto il coppa pasta qui, così. Questo te lo passo qui. Hai finito di mangiare? Buono, molto buono. Stanno unendosi questi sapori. Però noi cosa abbiamo detto? Che facevamo un primo In un secondo? in un secondo. E allora ho preparato della fregola Sì? che la vado a mettere qua per rispettare la nostra puntata. Ecco qua. La fregola risulta un primo e io me la vado a lavorare nella pentola dove abbiamo aggiunto questi ingredienti. Quindi rimane quel tantino, diciamo, di aromatico, no? Esatto. Possiamo dire? Che poi te la vai ad aggiungere, capito? Ora guarda che faccio. Diamo una pressatina qui. Ah, E poi guarda, le cannelle, poi come ti avevo promesso, ti ho messo un primo in un secondo. bellissimo, veramente, sì. Eh? Sì, voilà. sì. E questo è anche carino, no? Aspetta. Coppa pasta lo togliamo dopo? Aspetta, certo. Presentiamo l'altro piatto. Ah, dai. E facciamo così. E lo dai. finiamo dopo. E finiamo tutto dopo. Rimetto questi sul fuoco. Il riso che mi ha fatto il riso, Daisy? Ti ha fatto una Mi ha crema. fatto, è quel riposino che deve fare. Quel riposino, sì, Qui però giusto, lo mi voglio fare piace. diverso, capito? Qui prendo questo piatto, questo qua. Ora appena questo si... Senti, non so se c'è veramente il pubblico, lo senti l'odore Lo della sento. fontina? Lo sento proprio, sì. I funghi, la fontina. Vedi? Bello caldo, bello caldo. Ok. Guarda che si fa, Daisy. Uno. Ora non c'è più bisogno. Due. Tre. E quattro. E quattro, così. Poi mi dai un cucchiaio, Daisy? Certo. Grazie, sei troppo gentile, ma che hai stasera che è così gentile? E andiamo a mettere un poco di condimento sopra, così, così, e poi, come ti avevo promesso, Finiamo col riso allo zafferano. certo, ma come? Metto un primo in un secondo. E allora faccio così, guarda. Uno, Ah, lo metti proprio sopra. yes. Due. Lascio una parte esterna così per far vedere di che parliamo. Dopodiché do anche qui. E anche questo è pronto. Ottimo. Quindi un primo e un secondo anche scaloppe e funghi con Hai visto? riso allo zafferano. Allora, È il baccalà saltato in padella con un letto di crema di pomodoro semisecchi. ottimo. Quindi assaggiamo. Da dove Prima iniziamo? un po' di Puliamo? pulizia, sì, un po' di pulizia ci vuole, dai. Ci vuole, dai. Da dove vuoi cominciare? Io direi che cominciamo da qui che è un po' quello, più sì, delicato. sì, da quello, dai, Va sono bene? d'accordo. Gliela diamo una spolveratina? Ma come vuoi? Non lo so, che Sì, dici? sì. Poco poco? E voilà. Allora, E abbiamo fatto un primo in un secondo. come ti è E venuta la carne devi questa prendere ricetta? Come ti è venuta? pure. Così quando fai le cose sbagliate. Sì. Dovevo fare, avevo una cena veramente con amici. Dovevo preparare il primo e il secondo. Mi sono dimenticato a preparare il primo e l'ho preparato dopo. È buono, eh? Poi si accompagna bene, vero? E poi la fontina, ragazzi. La fontina dà quel tocco che sembra scherzo, ma Cioè, hai capito? ho capito, sì. Che facciamo? Rimaniamo?
Ma quella scalotta. Scusa una cosa. Sai che ti devo se dire? io Sembra ti- quasi una carne pregiata, cioè non sembra il pollo. Se io ti do 50 euro, me lo fai assaggiare? Non può essere. 100 Non è euro, possibile. 100 euro. Un po' di più. Ah, non si fa corrompere. Non si fa corrompere. Va bene, posso toglierlo? Buono, complimenti. E adesso andiamo a presentare questo piatto che abbiamo preparato con questi meravigliosi pomodorini semisecchi, del baccalà e come prima... Guarda che Guarda carino! un po' che bellino. Guarda che carino, guarda. Ecco, mi devi prendere tutto. Mettici pure un poco di... che a me piace, capito? Un poco di fregola, a me piace. Guarda, questo abbinamento del baccalà Con i pomodori semisecchi con questa spinta del pomodoro e la fregola. è buonissimo, sai? Come ti è venuta questa? Se ti do 70 euro No, 70 euro. E che devi fare 70 euro? per assaggiarlo, No. possiamo fare una raccolta di fondi affinché posso darle dei soldi per assaggiarlo. Rischio il mio posto. Però vi voglio bene. Non è possibile. Arrivederci. È buono però, eh? Sì, grazie. Bravo, eh? Grazie. Scaloppine di pollo, funghi fontina e risotto, 4 fettine di petto di pollo, 500 g di funghi, cremini o quelli che preferite, 50 g di fontina, 30 g di burro, farina 00 per la panatura del pollo, per il risotto, 300 g di riso carnaroli, 1 litro di brodo vegetale, una bustina di zafferano, 30 g di burro, parmigiano quanto basta, baccalà su salsa di pomodorini e fregola, 500 g di baccalà dissalato e ammollato, una scatola di pomodori, 300 g di fregola sarda, olio evo, sale e pepe quanto basta.